Bonorva Caracas Girl si avvicina Eretica all'esterno, ancora più a largo la grigia Dulliriana Lady, arroccata allo steccato mentre trova un varco Caracas Girl che passa Caracas Girl con Eretica all'esterno, Caracas Girl Eretica in lotta, Caracas Girl all'interno, Eretica all'esterno, Caracas Girl che si difende da Eretica, Dominedda, Eroe de Bonorva e Dracaris. Quindi bella lotta nel tratto conclusivo di questo premio ASVI Sardegna, dove Caracas Girl con Sandro Gessa ed Eretica con Gavino Sanna ingaggiano un bel duello, con la prima che si salva portando a casa questo premio ASVI Sardegna. Si attende l'ordine ufficiale. Bella Bru. Bella Giorgia. Figa, Vabbè. Contento? Allora fai tu l'intervista. No, non ne faccio. Ma te la questa sono bella che Sandro Gessa, dopo 2 settimane di nuovo qua a celebrare il successo di Caracas Girl. Oggi la faccenda un po' si complicava, soprattutto nella scala dei pesi, però lei qua ha sempre dimostrato di essere una grandissima cavalla, ha fatto le sue migliori imprese proprio a Chirivani e oggi chiude un'altra annata da incorniciare per questa cavalla. Ma sì, sicuramente lei è una fuori classe, non l'ha dimostrato oggi. Oggi col terreno un filo più morbido avevo un po' paura dei chili, però con questo terreno avevo sempre quello che volevo. Ho trovato un filo di difficoltà a entrare in retta, non trovavo lo spazio, come si è aperto il varco è andata via. Senti, forse è stato un bene anche perché lei quando si scopre poi produce quello scatto che spesso ha annichilito gli avversari. Sì, infatti, perché poi lei ha 200 secchi e dopo si mette un po' sulle sue, però dai, non ho mai avuto paura di perdere oggi. Senti, 3 vittorie nel 2024 con Caracas Girl, 3 vittorie con Sandro Gessa. Meno male, sono contento, mi fa piacere. Complimenti. Grazie. Elvis Coutu con uno dei soci proprietari Antonio Pira. Elvis, noi ci siamo visti spesso in giro per la Sardegna, ti strappiamo 2 parole per Caracas Girl. Ma forse non ci sono più parole, dai, dopo questa non ci sono più parole. Era in forma, gli piace questo terreno così, però pensavamo oggi a 13 kg da quella, era difficile, però dimostrate che è una buona cavalla. Anche perché Eretica la conoscete bene, ci avete vinto il Gran Premio Sardo lo scorso anno. A proposito di questo, prima e seconda, 2 cavalle che hanno vinto il Gran Premio Sardo, hanno fatto valere la categoria. Sì, noi avevamo solo paura di quella, anche Draccari stava bene, però la paura era più su Eretica, su 13 kg, poi aveva già vinto con noi. Bene, dai, Jess l'ha montata benissimo. Bene. Antonio, 2 parole su Caracas Girl, è una cavalla eccezionale. Sì, dai, non ci sono veramente più parole per sta cavalla. Ci dà soddisfazione, speriamo che l'anno prossimo ci dia ancora qualche altra soddisfazione. E poi purtroppo dobbiamo ritirarla e la mandiamo a fare la mamma. Con la speranza che produca qualche altro soggetto come lei. E alla grande. Complimenti a tutto il team di Caracas Girl. Società della scuderia di Caracas Girl, vincitrice del premio ASVI Sardegna, a cui va la targa offerta dalla società Prometeo SRL, premia il dottor Salvo Manca. Un applauso alla società di Caracas Girl, anche oggi vincitrice del premio ASVI Sardegna.